Beh, si contesta la grande confusione per l'ennesima volta, si contesta l'improvvisazione nella gestione dei progetti perché siamo venuti a conoscenza che esiste un progetto aggiornato che è costato ben 50.000 euro alle tasche dei trevigiani, aggiornato circa 6 mesi fa, che è stato anche presentato in regione per ottenere un finanziamento che non è arrivato perché la graduatoria non ci ha premiati, e oggi sentiamo che il sindaco invece vuole proporre una progettazione partecipata, che lunedì farà un'assemblea con i cittadini, quando in realtà il progetto esiste già. Però bisogna capire se questa amministrazione avrà la forza economica di metterlo in atto, oppure se sarà la solita fregatura che anche questa volta i cittadini Il otterranno. vostro timore è che si arrivi così a un progetto di minima a fini elettorali? Ma certo, allora è stato fatto un progetto, questo aggiornamento è un aggiornamento molto completo che prevede anche fognature, illuminazione pubblica, e siamo tutti d'accordo. Il timore è che questa amministrazione non abbia i fondi per farlo, ma dall'altra parte sia costretta per motivi elettorali a dare dei segnali. Ecco, questo noi veramente speriamo che non sia il motivo che spingerà questa amministrazione a fare un mezzo progetto che sarà l'ennesimo fallimento in ambito di lavori pubblici.